Abbiamo voluto promuovere questo ciclo di incontri perché viviamo in un'epoca di grandi trasformazioni e sentiamo forte, come Regione del Veneto, la necessità di aiutare e sostenere imprese e territori nel cogliere le opportunità delle tecnologie emergenti. Come Agenzia Spaziale Europea noi cerchiamo di promuovere e di coinvolgere il più possibile attori sul territorio in modo da stimolare sia la crescita economica locale che le attività di cui noi siamo in qualche modo responsabili, quindi relative alle attività spaziali. L'idea era quella di stimolare la curiosità degli attori locali qui in Veneto per attirare società, start-up, ricercatori che eventualmente abbiano idee per sviluppare sistemi o servizi relativi allo spazio e offrire loro una panoramica delle opportunità che possono utilizzare. Per noi come azienda di automazione leader nel mondo, con oltre 600 satelliti automatizzati, anche questo evento è stato fondamentale per capire quali potenzialità ci sono per la nostra tecnologia al di fuori del settore spazio. ThinkQuantum si occupa di comunicazioni quantistiche. Fare questo evento Space No Space è stato anche simboleggiare come una piccola azienda nata pochi anni fa con le proprie energie riesce ad entrare nel mondo dello spazio cogliendo opportunità che non sono riservate solamente a grossi gruppi, ma possono essere alla portata di tutti, riuscendo a capire qual è la chiave di interesse del mondo spazio per delle tecnologie specifiche che possono essere di interesse. L'Agenzia Spaziale Europea favorisce e cerca di sostenere queste tipologie di eventi perché crede che l'economia spaziale sia un'economia dove più aziende debbano essere coinvolte, perché più aziende sono coinvolte e più sono alte le possibilità di avere degli sviluppi tecnologici, perché ogni azienda porta nel suo DNA un fattore di novità che potrebbe poi essere dirompente per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie e quindi le implementazioni di nuovi sistemi e di nuove soluzioni per l'ambito spaziale. InCubed è un programma che si occupa di supportare le industrie, start-up, SMEs, compagnie più grandi, a sviluppare prodotti relativi a osservazione della Terra, sia downstream che upstream, e che hanno un'alta viabilità commerciale. Oggi ho avuto il piacere di presentare quella che è l'esperienza di Tropico sul territorio nazionale. Tropico è una società che fa cyber security, è stata incubata nel programma di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea ed è un piacere essere qua a raccontare appunto la nostra storia, vedere quelle che sono le esperienze anche delle altre aziende che hanno partecipato a questo intervento e portare l'esperienza e anche vedere poi la risposta di chi sta dall'altra parte e che ascolta questo tipo di interventi e l'interesse che appunto può suscitare la nostra storia e quello che poi è la tecnologia e l'innovazione che portiamo noi sul territorio nazionale. I progetti che il programma InCubed ha supportato in questi anni riguardano diversi ambiti. Ricordo alcuni esempi. Uno riguarda lo sviluppo di una rete di satelliti che sono in grado di comunicare tra di loro e attraverso l'artificial intelligence fare una gestione dei dati preliminare per evitare poi di mandare a terra grandi quantità di dati. Un altro progetto riguarda l'utilizzo di dati satellitari che possano riprendere gli edifici, l'ambiente costruito ovviamente dallo spazio per poter unire queste informazioni a quello che si può avere già a disposizione dalle banche dati terrestri e poter fornire degli strumenti per la gestione del patrimonio edilizio. L'utilizzo di varie sorgenti di dati satellitari, ma non solo satellitari, è molto importante perché si può estrarre dai diversi tipi di dati il valore che ogni dato può dare nel suo insieme. Noi abbiamo sviluppato una tecnologia che si chiama Adam e il vantaggio di Adam è proprio che dà la possibilità di utilizzare tutti i dati in maniera eterogenea, quindi satelliti, modelli, dati raccolti dal suolo, in un unico ambiente, in un unico sistema che facilita molto la raccolta e l'utilizzo di questi dati. Vediamo come collaborano lo spazio e l'intelligenza artificiale per migliorare non soltanto quelle che sono strettamente le tecnologie spaziali del dominio spazio, ma per cooperare e migliorare l'utilità che il servizio spazio porta a noi nella nostra quotidianità.
L'intelligenza artificiale deve essere utilizzata e implementata sia sul payload, quindi sui nostri sistemi che portiamo in orbita per processare la grande mole di dati che riusciamo a raccogliere e così poter fornire un servizio che sia funzionale, operativo, ma soprattutto robusto per gli operatori satellitari. Un obiettivo è quello di creare proprio una connessione stabile tra imprese, ricerca e istituzioni perché l'innovazione sia diffusa e accessibile.